quando ci sono queste cose, soprattutto in Sardegna, un pezzo di cuore qua e quindi vengo anche. Tu almeno dal punto di vista linguistico sei un po' sardo. Io dal punto linguistico sono un po' sardo, perché ho dei lontani parenti, molto lontani qua, sono stati qua. Ascolta, voi volete vincere oggi, state perdendo 1-0 però volete vincere. Dobbiamo vincere, ma mi sa che non ce la faremo perché insomma quello con grande qualità, cioè nella nostra squadra ce n'è uno, sì, grande qualità, io. Gli altri, hai visto, camminano, cioè, per cui sarà veramente durissima. Ok, ti chiedo solo di salutare il pubblico sassarese. Tati Sapadoro, così o nada ida vanuda, Gasai. Ciao. Giovanni, ma come hai fatto a sbagliare quella rete? Siccome era il primo minuto, Sì. non si segna mai il primo minuto. Ah no? Ho proprio finto di sbagliarla per non dare troppo svantaggio alla. Ho sbagliato purtroppo un gol clamoroso. Grazie caro Giovanni per essere venuto qua a partecipare a questa manifestazione. Siamo molto contenti che tu sia venuto qua insieme a tutti chiaramente gli altri di Smemoranda. Buona squadra, anche se secondo me dovresti un attimino allenarvi un po' meglio. Ma chi è il vostro allenatore? No, non è questione di allenatore, è che mezza squadra è a far spettacoli a Berlino e quindi ci sono un po' di comici scarsi che giocano e quindi la squadra è in deficit clamoroso. Ho saputo che stai per registrare un nuovo film. Tra un paio di settimane si registreremo. Come ma si non titolerà? posso dire niente. No, mi Non posso vuoi? dire Mi neanche vuoi? il Mi vuoi? titolo. Io posso fare, se c'è un pallone, posso fare la palla. Mi vuoi? Hai detto. Purtroppo Non si può dire niente. gente come te non posso prenderla. Ti Però voglio bene. non si sa mai. Oh, ciao caro, grazie. Io ti devo chiedere scusa per poc'anzi per la macchina. So che hai un grosso problema perché ti sei innamorata perdutamente di me, ti capisco. Ma non lo dire in giro, cavolo. Ho capito. Se dobbiamo nasconderci, sai, paparazzi, le cose. Sì, ho capito, però insomma, c'è una cosa come stanno. Ma come? È uno che mi fa le smorfie. Uno dei tre sardi, non è colpa sua, poverino. È mia, è mia. Allora, Ragazzi, intanto ti ringraziamo. Ragazzi, voglio fare anche il serio qualche volta. Veramente? Il serio. Posso dire? Allora, noi ti ringraziamo. Ma dai. va. Ma come? Ma non è tutto finito qua. Ciao, Ma bacio. no. Ti ripudio come fidanzato. Va. Comunque grazie per essere qua anche tu quest'oggi. Ti Grazie. piace la Sardegna? La Da morire. Attenzione che questo è il mio carabiniere, Ma dai. Occhio, Ma scusa, ma cosa mi combini? Insomma, non riesco a parlare con te. Sono gelosi, Che dobbiamo fare? Che ci possiamo fare? Ci dobbiamo nascondere, te l'ho detto, andiamo. Noi andiamo via. Ciao a tutti, ci vediamo. Allora, ti stavo dicendo, io proporrei 2 spaghetti aglio olio e peperoncino. So che sei molto offeso perché ti ho portato via la fidanzata. No, la fidanzata, mi ha portato via il carabiniere che ho portato qua. Io sono il maresciallo della caserma, sono responsabile di quello che succede ai miei uomini. Non so se mi spiego. Come no, ti capisco benissimo. Intanto i miei complimenti da parte mia ai nostri telespettatori per essere ritornato in Sardegna. Credo che questo stia diventando un amore per la Sardegna, Ettore. Sì, a parte l'amore per la Sardegna, che è una regione stupenda, c'è una ragione in più per essere qua, perché insomma la causa mi sembra assolutamente importante. Poi in più ci sono degli amici che sono tornato a trovare, per cui insomma essere qui mi sembrava giusto e normale. Umberto Graziano, Tre Sardi, Brioschi, Smemoranda, credo che sia stata una gran partita. Il primo tempo è stato un primo tempo alla grande, abbiamo lasciato lì 6 gol e stanno vincendo loro 1-0. Si può dire sfiga in televisione? Si può dire sfiga in televisione? Ma come gol sbagliato, gol subito, la legge non si smentisce neanche qua. Questa è la verità. Sarebbe opportuno che tiraste fuori quelli buoni però e faceste entrare quelli scarsi, perché sennò moriamo sul campo. E sono entrati quelli scarsi. I veri vincitori di questa partita sono tutti là, sono tutti là davvero. Francesca, la presidente di questa associazione, Laura, la vicepresidente, Claudia, siete contenti comunque di questo risultato, di questa partita, di questo spettacolo? Sì, senz'altro siamo contenti al di là del dato numerico, perché sicuramente è stata una bella giornata, una bella iniziativa, per noi molto importante anche il sostegno dell'associazione Carro e Frau
e poi perché è un momento carino, simpatico anche per stare insieme qui allo stadio. Tanto grazie. Claudia, come va? Bene, bene. Ti sei divertita? Sì, sì, bellissima partita, bellissima iniziativa. Ma secondo te sono stati più bravi i comici o diciamo la rappresentativa sarda, Isola Sarda? Per quello che ne può capire una appassionata di basket, forse non lo so, i comici magari hanno più affiatamento, però non lo so. Finita la partita, è finita la manifestazione, la gente sta andando via, noi dobbiamo salutarci. È stato bellissimo perché la squadra di Smemoranda sono stati gentilissimi, si sono prestati a fare quasi di tutto, diciamo. La partita è stata molto carina, noi ci siamo divertiti da paura. Ringraziamo Pierpaolo Secchi dei Tersardi, Paul De Santi di cosa? Di Global, Paul De Santi. Ringraziamo anche il cameraman Walter Fanni, ringraziamo tutti coloro che comunque hanno partecipato a questa bellissima manifestazione che ne valeva. Il pubblico, veramente. le mani sulle manine. Sulle mani, salutiamo. Salutiamo il pubblico, ci siamo, l'appuntamento è alla prossima, ciao!